Leggendo un giornale mi aveva impressionato l'immagine fotografica che per un terribile attimo mi costrinse a rivivere i tragici momenti della mia esistenza. Da allora è insorto, irresistibile in me, un impulso di esprimere figurativamente le incancellabili sensazioni sofferte in quel tempo. Ma era noto che il simbolo della svastica o croce gammata, fin dalla più remota antichità, è stato interpretato come movimento solare, anche se nel nostro secolo è purtroppo prevalso di questa immagine un significato tragico e sinistro. Quasi ogni dipinto, specie figurativo, parte da uno schema geometrico di divisione dello spazio. Il tormentato segno della svastica ha costituito lo schema necessario per l'impostazione di un'opera che realizzasse completamente il mio proposito. Mi ero reso subito conto delle difficoltà connesse alla scelta di tale motivo formale, anche per la ragione che più che illustrare un periodo storico volevo fissare un momento simbolico. Non ero nuovo a rappresentare soggetti analoghi, in quanto chi, come me, ha sperimentato situazioni tanto orribili ne ricalca inevitabilmente il marchio indelebile in ogni rappresentazione espressiva. Con questo spirito ho cominciato a disegnare e a pensare, o meglio a pensare disegnando. Così, dopo vario travaglio, la composizione ha cominciato a prendere corpo.
Vinto il momento di perplessità, se non di sgomento, che assale ogni pittore davanti alla tela bianca, il disegno prende corpo attraverso varie fasi ed elaborazioni all'interno del quadro. L'opera viene sviluppandosi come dentro ad una madre. Fra ansie, gioie e dolori cresce il bambino. Infine, tra l'autore e la sua opera, si svolge quasi incommiato l'ultimo dialogo. L'opera sopravvivrà di vita propria, e non solo,
come prolungata testimonianza del suo autore.